Allora, la mia formazione è una formazione all'interno dell'equipe adozioni e nell'ambito ovviamente della tutela dei minori. E quindi per molti anni, circa una decina, mi sono occupata proprio di genitorialità adottiva. E una delle domande, diciamo così, che noi accogliamo subito, fin dall'inizio, proprio nei genitori che si stanno approcciando all'idea dell'adozione, quindi non sono ancora naturalmente diventati genitori adottivi, è se esiste una diversità tra la genitorialità biologica e quella adottiva. Per noi addetti ai lavori è facile la risposta, ed è ovviamente sì, mentre per i genitori ovviamente incominciano a mobilitarsi tutta una serie di strategie chiaramente difensive, per cui molto spesso si assiste alla negazione di questa differenza. Quindi molto spesso, proprio nelle fasi iniziali della costruzione di un'idea di genitorialità, noi andiamo a lavorare proprio sui meccanismi di negazione di queste due differenze. Le due genitorialità quindi sono uguali davanti alla legge, ma differenti sono le basi su cui poggiano e hanno avvio. Il figlio biologico si inserisce su un continuum naturale e storico della famiglia dalla quale è stato generato e porta in sé elementi di somiglianza, e quindi i processi di identificazione reciproca del bambino nei confronti dei genitori, ma anche il riconoscimento di cose proprie nel bambino è molto facile e immediata, diciamo così, quando le cose vanno bene naturalmente nella genitorialità biologica, non lo è affatto nella genitorialità adottiva e anche nelle genitorialità di cui abbiamo sentito parlare oggi. Quali sono queste divergenze quindi? Grazie. Aspetta, più che altro non riesco, sono ciecata. Allora, si dà per scontato l'affetto dei genitori verso i figli e nessuno si inserisce nel valutare il desiderio o bisogno della coppia di diventare genitori. Diversa è l'adozione di un minore che è estraneo alla famiglia, spesso con diverse tradizioni e cultura, e che si innesta con la propria storia e i propri traumi all'interno di una famiglia a sua volta a lui estranea. Fattori come l'età di arrivo del bambino: arrivano bambini dal Brasile di 8-9 anni, quindi immaginate un bambino che ha vissuto già 8 anni in una situazione, in un contesto culturale particolare, altamente specifico come potrebbe essere il Brasile, che genere di competenze porta all'interno di una cultura molto diversa. Vi faccio un esempio. Una storia genitoriale di questo tipo prevedeva l'arrivo di un bambino di 8 anni, brasiliano, che era abituato ad andare a scuola, quando ci andava, naturalmente in autobus, e da solo e a piedi anche, quindi con una maggiore autonomia, una maggiore capacità di problem solving talora, e anche rispetto ai nostri bambini di 8 anni naturalmente, che accompagniamo a scuola fino alle medie, e anche con una capacità di difesa reattiva immediata, nel senso che ovviamente sapeva difendersi. Viaggiava con le armi, quindi con coltelli in Brasile. Immaginate che tipo di lavoro di integrazione rispetto a queste diversità la coppia genitoriale ha dovuto affrontare. Purtroppo non c'è riuscita, e questo è un fallimento adottivo. Quindi l'hanno espulso dalla famiglia proprio perché non sono stati in grado di riconoscere la diversità di questo figlio, che è arrivato con 8 anni di esperienza dentro di lui. Altra differenza sulla quale io mi soffermerei un attimo è il fatto che nell'adozione, solo credo nell'adozione, arrivano fratrie, ma non di gemelli, ma di bambini con età diversa, e quindi per esempio possono arrivare fratelli di 8 e 4 anni. Che cosa significa questo? Perché noi dobbiamo sempre avere un occhio di attenzione al senso e al significato di quello che accade. Un bambino di 8 anni ha determinati bisogni e determinati desideri diversissimi da un bambino ovviamente di 4 anni. Se poi noi lo inseriamo all'interno di quelle che sono le dinamiche tipiche del processo adottivo, capite che i genitori si trovano a dover immediatamente
con due estranei sintonizzarsi con dei bisogni completamente diversi. Se una madre biologica ha due gemelli, sicuramente può essere in grossa difficoltà, affaticata nel rispondere ai bisogni, ma sono bisogni più o meno identici. E viene anche spesso aiutata a cogliere questi bisogni. Nell'adozione i bisogni sono molto diversi e contemporaneamente devono ricevere diciamo così, un pensiero. Io punto molto sulle capacità di simbolizzazione e di riflessione su quello che è la relazione e quello che viene scambiato dal bambino ai genitori, dai genitori al bambino. Una bellissima ho fatto molta attenzione alle immagini che sono state proiettate oggi, mi ha colpito moltissimo quella della palla, del film che è stato proiettato dalla collega. Per noi, diciamo così, nel linguaggio psicanalitico il passaggio della palla non è un comportamento, ma è il passaggio di identificazioni proiettive. Tutto ciò che in qualche modo sono elementi non pensati, non simbolizzati e che vengono in qualche modo buttati fuori devono essere accolti, le braccia della madre sono così, dalla madre che con un processo di simbolizzazione dei reverie dà un nuovo senso e li rimanda indietro al bambino. Di conseguenza il bambino può incorporarli, introiettarli e soprattutto può avviare un processo non solo di simbolizzazione ma anche di identificazione nei confronti di questi genitori. Perché che cos'è la genitorialità? E su questo io mi impunto, è la capacità e la possibilità di un processo identificativo. Quindi noi prendiamo, se pensate a ciascuno di voi, a ciascuna storia personale, qualcosa dell'altro, lo identifichiamo e lo portiamo dentro di noi. E su questo diciamo così, passaggio per cui prendiamo qualcosa dell'altro e lo portiamo dentro di noi, poi noi faremo nel corso della nostra evoluzione psichica un grosso lavoro, perché sono importanti naturalmente le identificazioni con l'altro, sono altrettanto importanti soprattutto nel caso di bambini che hanno avuto relazioni altamente traumatizzanti, i processi di disidentificazione, cioè di differenziazione rispetto ad un oggetto interno violento, traumatico o inadeguato. Vado avanti, scusate, mi sono dilungata. Sì, arrivano bambini in adozione anche particolari, nel senso che sono chiamati nell'ambito adottivo bambini special needs, cioè sono bambini portatori di speciali bisogni che sono prevalentemente bisogni di natura diciamo così medica, quindi arrivano bambini con labbro lepolino oppure con qualche zoppia a cui si chiede naturalmente ai genitori di porre rimedio. Bambini anche ciechi spesso vengono dalla Cina. Parlare di nascita adottiva significa parlare di un processo lungo e impervio, il cui inizio formale, attraverso l'invio della disponibilità al Tribunale dei minori, segna molto spesso, ma non sempre, la traccia di un cambiamento di progetto familiare, la rinuncia a generare ed avere un proprio figlio e la speranza di poter comunque diventare genitori attraverso il figlio o i figli di un altro. Questo primo passaggio formale è in realtà l'esito di un altro lungo e travagliato percorso personale di coppia. La rinuncia da una parte al bambino tanto sognato e immaginato, e quindi stiamo parlando di quella che era stata citata oggi come ferita narcisistica, a cui noi diamo un po' di rilievo. Bambino quindi sognato, immaginato come portatore di speranza e della realizzazione dei desideri di entrambi, la coppia genitoriale ma anche della famiglia allargata, e dall'altra la rinuncia ad una rappresentazione di sé come individuo capace di realizzare i propri desideri riproduttivi. Prima di arrivare a pensare all'adozione, la coppia ha alle spalle quindi una serie piuttosto dolorosa di desideri frustrati e negati. L'arrivo delle mestruazioni che consuma di mese in mese le speranze, le inseminazioni non andate a buon fine, aborti e talora anche, come abbiamo visto, la morte di un figlio. Piccola parentesi, mi associo alla bellissima relazione della collega portata questa mattina, nel senso che noi in ambito adottivo vediamo spesso
Siamo chiamati ad accogliere coppie che hanno avuto lutti di vario genere, soprattutto lutti di bambini. Basti pensare appunto ai bambini nati morti, oppure ai bambini che non sono mai nati dalle inseminazioni e che comunque hanno uno spazio nella mente e che rimangono e rimarranno per sempre nella mente dei genitori. Quindi molto spesso il compito di noi operatori è quello di fermare la coppia adottiva e dare il tempo alla coppia adottiva di poter elaborare questi passaggi luttuosi, cioè un'elaborazione psichica del lutto, perché altrimenti il rischio è che il bambino adottato arrivi in una, adesso lo vedremo, lo leggerò, all'interno di una mente già occupata da un lutto non elaborato, quindi da una presenza altra. E non è facile, e ve lo dico, ve lo confesso, fermare dei genitori che hanno un bisogno adottivo impellente, queste sono le maggiori difficoltà, e proporre loro uno spazio di pensiero, di riflessione, che naturalmente li porta lontano dal bisogno di esaudire immediatamente il loro bisogno di diventare velocemente genitori. Molto spesso quando la coppia non riesce a fare questi passaggi, per esempio non vuole fermarsi, e quindi hanno anche tutto il diritto di andare avanti nonostante il nostro parere, la coppia si sottopone ad un'ulteriore frustrazione, in genere vissuta in modo estremamente persecutorio e talvolta anche proprio paranoico, della non idoneità, perché a differenza della genitorialità biologica, qui qualcuno sindaca ed è il Tribunale dei minori, quindi noi siamo chiamati a scrivere una relazione sulle competenze genitoriali, ipotetiche tra l'altro, ipotetiche nel senso che noi non li vediamo in azione, i genitori non sono ancora genitori, quindi noi dobbiamo immaginare, sulla base poi ovviamente di una serie infinita di indicatori, come potrebbero essere questi genitori. Non è facile, a volte vanno avanti lo stesso, arriva la non idoneità, talvolta arriva l'idoneità perché fanno ricorso in appello e così via. E spesso, quindi ho presente parecchi casi in cui questo si è verificato, ci si espone al rischio di ulteriori fallimenti adottivi. Vado avanti. Pertanto, quando accogliamo la coppia al primo incontro ci troviamo di fronte a due soggetti che hanno sofferto e spesso stanno ancora soffrendo, quindi l'importanza dell'ascolto di questa sofferenza. La causa di tale dolore è la presenza di un'assenza. L'assenza tuttavia non è il vuoto e non è neanche la mancanza. L'area semantica e il valore più specificatamente psichico dell'assenza si connota intorno alle conseguenze della perdita. L'assenza contiene in sé infatti caratteristiche di potenzialità trasformativa. Si pensa alla funzione del gioco che consente di tollerare l'assenza della madre attraverso la comparsa della rappresentazione simbolica, consente di tollerare del linguaggio e del gioco attivo, attivando dentro di sé le risorse immaginative, la capacità appunto rappresentativa della scena bandonica, la capacità d'azione, cioè la trasformazione del vissuto passivo della separazione o dell'abbandono nell'attività del gioco, ma soprattutto le funzioni linguistiche con cui il bambino costruisce una rudimentale narrazione dell'evento, cioè la capacità di poter creare una storia attorno a quel nucleo separativo, se non abbandonico. Ciò quindi che è di fondamentale importanza in questa genitorialità è quindi la possibilità di trasformare la perdita in assenza attraverso un atto di pensiero, prima forma elaborativa. Quando questo risulta impossibile, l'assenza viene vissuta non tanto come uno spazio potenziale per la creazione di qualcosa di nuovo che possa essere un pensiero, rinuncio ad avere un figlio, piuttosto che un progetto, mi apro all'adozione, che però è qualcosa di diverso, che contenga in sé quindi una nuova dimensione generativa, bensì come un vero e proprio buco, un vuoto che urge e rivendica di essere riempito. Ed è in queste situazioni che il desiderio di un figlio si trasforma in un bisogno impellente che genera uno stato di tensione alleviabile soltanto col suo soddisfacimento, in cui scopo è appunto evitare la frustrazione e il dolore inaffrontabili. In definitiva, bypassare il lavoro del lutto. Il desiderio, e qua qualcuno si domandava qual era effettivamente la differenza tra desiderio e bisogno, al contrario,
prevede un'operazione di simbolizzazione che faccia da ponte tra una sensazione, per lo più spiacevole, e la sua rappresentazione, cioè la trasformazione di una tensione o frustrazione anche somatica, non solo psichica, oppure anche di dolore, in qualcosa di nuovo, grazie a un processo elaborativo che noi chiamiamo lavoro psichico. Quindi uno dei criteri sul quale noi ci basiamo per studiare la genitorialità ipotetica e futura di questi genitori è la capacità di simbolizzazione e di capacità di lavoro psichico sui propri traumi piuttosto che sulle proprie esperienze di vita. Uno dei supervisori, dottor Bertolini, che appunto ha fatto supervisione alla nostra equipe, diceva che il migliore genitore adottivo, ma in generale il migliore genitore, non è quello perfetto, cioè colui che non si è mai sporcato le mani con conflitti, tensioni, difficoltà, rabbia e quant'altro, ma è quello che si è sporcato invece le mani ed è riuscito a trovare una soluzione interna in termini proprio psicologici attraverso il proprio lavoro mentale per superare quegli eventi critici. Quindi sono d'accordo che la maternità è un evento critico importantissimo, così come la ferita narcisistica è un evento critico importantissimo. La capacità però di uscirne fuori dipende dalla capacità di lavorare su questa ferita. Vado avanti. Il bisogno adottivo sembra quindi avere un significato specificatamente narcisistico piuttosto che relazionale oggettuale, di interesse per il sé più che sincera disponibilità per l'altro, e richiama angosce profonde di integrità e di identità. Se io non ho un figlio, allora non sono. E chi sono se non ho un figlio? Quindi che identità ho? Tenuto conto che ho un mandato magari generazionale o un mandato interno narcisistico normalissimo, ovviamente, perché noi iniziamo a immaginare un figlio fin da quando siamo bambine, più o meno. In questi casi il bambino viene vissuto come un diritto e come strumento per colmare i nuclei inelaborati e le fratture della rappresentazione di sé. Queste coppie tendono quindi a non voler assolutamente prendere in considerazione le problematiche e i bisogni specifici del bambino adottivo, ad affrontare l'altro differenziato ed estraneo, in quanto hanno disperatamente bisogno di esibire, oggi si parlava della maternità esibita, di queste pance che vengono continuamente esibite, di esibire un bambino come negazione del proprio senso di fallimento. Naturalmente non sempre è possibile accompagnare le coppie in questo processo elaborativo, salto. Spesso purtroppo verifichiamo nel post-adozione che quel dolore mentale impensabile e inesprimibile viene affidato inconsciamente proprio al bambino, che ha il compito di contenere i conflitti irrisolti dei genitori, diventando un bambino sintomo, ambasciatore di un dolore occulto che i genitori soffrono, che sentono, ma che non sono stati capaci di simbolizzare e di mentalizzare, quindi non hanno saputo elaborare. Le manifestazioni sintomatiche possono essere svariate, vanno dalle problematiche naturalmente al falso sé. I bambini adottivi, si sa, sono bambini che o si oppongono oppure sono bambini bravissimi che si iperadattano. Difficoltà scolastiche, attacchi aggressivi verso altri bambini o verso i genitori stessi, disturbi comportamentali, comportamenti antisociali in adolescenza o verso i genitori naturalmente. Anche una tendenza all'isolamento o la comparsa di una incontrollata eccitazione sessuale. Questo è un sintomo piuttosto ricorrente dei bambini che hanno subito un abbandono e l'autoconsolazione naturalmente. Questa costellazione sintomatica naturalmente sembra avere lo scopo di provocare nuovamente la stessa antica esperienza di essere rifiutati ed espulsi dalla nuova famiglia in cui si trovano e a contemporaneamente verificare la reale tenuta contenitiva dei genitori. Allora, devo correre, giusto? Io credo che uno degli elementi fondamentali, che forse che penso sia davvero importante, è la considerazione dell'odio verso i figli, cioè dell'aggressività verso i figli. Quello che è il passaggio della palla, io lo rappresento come il poter pensare di odiare anche i propri figli. Chi è madre sa che quando il bambino urla tanto o non lo si riesce a consolare o ha le coliche, gli passa, e sono sicura a tutte, almeno per una frazione di secondo, l'idea: lo butto giù dalla finestra, ok? Lo faccio fuori, me ne disfo, ok? Ma il fatto che questa donna possa pensarlo
è già importante, perché le dà la possibilità di un lavoro psicologico. La seconda cosa è che esiste una differenza, e qua si può aiutare le donne in difficoltà, come quelle che abbiamo visto, bellissime quelle immagini, di poter contenere questo odio verso i figli, che è normale, è naturale, nel momento in cui si differenzia la fantasia, quasi quasi lo butto giù dalla finestra, dalla realtà. Cioè, pensare di buttare giù un bambino non significa buttarlo giù veramente, ok? E qua c'è la grossa differenza. Il lavoro che facciamo noi come psicologi è aiutare una madre che si sente in colpa per un pensiero di questo genere, rabbioso, aggressivo, frustrante, come un qualcosa di assolutamente normale, ma che ha bisogno di un percorso di pensiero. Quindi una delle difficoltà fondamentali nella relazione genitoriale, in qualsiasi relazione genitoriale, ma a maggior ragione nelle genitorialità adottive, è la tolleranza, ovviamente, di tutto ciò che riguarda i sentimenti aggressivi e quindi la gestione delle ambivalenze, perché l'ambivalenza è un processo naturale. Chi non lo è ambivalente, l'importante è saperla gestire e fare questa differenza tra pensiero, lo penso, lo sento, e agito. Quando invece l'odio diventa un problema e l'ambivalenza non è più un'ambivalenza ma è una scissione, cioè l'odio da una parte, quindi io odio soltanto in un processo di slegamento, noi chiamiamo slegamento pulsionale, ma è slegamento della, diciamo così, dell'aggressività dall'amore, scusate, dall'amore, dalle componenti libidiche, no? Allora, se questo slegamento predomina e viene scisso, esiste soltanto l'odio, e quando c'è un buco, molto spesso questo buco deve essere riempito con che cosa? Con agiti. E quindi in questo caso l'odio svincolato dalle quote più libidinizzanti verso il bambino, piuttosto che scisso e non elaborabile, può essere agito veramente. Quindi gli infanticidi parlano proprio di questo, no? Allora, scusate che devo rivedere un attimo. Va bene, poi qua, se prima dell'arrivo il piccolo era il rappresentante, quindi nelle coppie adottive dicevamo di tutte le idealizzazioni, speranze, desideri, investimenti narcisistici, nella fase post-adottiva il bambino diventa la meta e l'incarnazione di tutte le identificazioni proiettive dei genitori frustrati, insoddisfatti e delusi, i quali richiedono implicitamente all'equipe adozioni di aggiustare e rimodellare questo bambino ormai svalutato, che ha il difetto di non farli sentire bravi genitori e capaci genitori. Riaprendo nuovamente la ferita originaria della coppia. Un bambino fallato che è stato già rifiutato, un figlio di serie B. Un bambino che, si accorgono, non assomiglia affatto a quello che avevano immaginato, il quale, come bambino mai nato, abita e occupa ancora il loro spazio psichico, non lasciando spazio al bambino adottivo, portatore della sua realtà e storia, traumatica ed abbandono, perché i bambini adottati, che se ne dica, hanno una storia traumatica e sicuramente di abbandono. Un minuto, allora vado avanti. Allora lascio stare e vi dico una cosa che io ritengo importante. Una delle cose che noi vediamo è che offrire uno spazio psicologico di contenimento proprio di questi aspetti che mai vengono detti e che non potevano essere detti all'inizio, perché il bisogno doveva essere comunque realizzato, è il contenimento proprio di questi aspetti indicibili, cioè anche il fatto di quelle situazioni in cui il bambino, nel momento in cui c'è stato l'abbinamento, cioè di fatto è diventato loro figlio, c'è stato un abbinamento, quindi per la legge loro sono genitori, di fatto però una filiazione non avviene e quindi il bambino rimane un bambino qualunque, non diventa mai un figlio, quindi non c'è un investimento libidico importante, quello sguardo amorevole, materno della madre, il quadro bellissimo che ha fatto vedere la collega, no? Cioè rimane uno sguardo altrove, dove il bambino non può sentirsi assolutamente rispecchiato, un bambino che a sua volta non era stato rispecchiato all'origine, quindi è un bambino
con delle problematiche che rimandano al non compiuto. Non c'è un rispecchiamento materno, non c'è una risposta ai suoi bisogni, non c'è un legame materno, se l'hanno avuto in termini precoci, traumatizzanti, lo hanno anche perso. Quindi aiutare la madre e la coppia, che si pone sempre in una dimensione anche di confronto col proprio materno interno, quindi il rimando è ovviamente alla risoluzione del proprio complesso edipico e dico solo una cosa: spesso i casi di infertilità psicogena, quindi che rimandano a dei vissuti psichici inelaborati, rimandano al confronto col proprio materno, che in genere è un materno fallico, cioè è un materno con una madre totalmente onnipotente che sostituisce e lascia e occupa totalmente lo spazio psichico della figlia, che non può essere libera di essere se stessa nella propria maternità. Quindi il confronto con il materno è una delle, il materno interno e il materno poi nella mente del bambino, cioè della madre biologica, è una delle caratteristiche proprio tipiche del lavoro che noi facciamo con queste madri. E quindi mi fermo.